Buonasera. L'ospite di questa sera è il professor Corrado Bologna, studioso di filologia romanza, ha insegnato in varie sedi universitarie, Chieti, Roma, La Sapienza, in Svizzera e infine alla Normale di Pisa. Leggendo la sua biografia si comprende che ha uno spettro molto ampio di interessi che e di curiosità, ma come un vero intellettuale, un vero studioso, letterato, perché oggi ho definito così, letterato, e si è occupato di poesia trovadorica, antico-italiana, di Cavalcanti, di Dante, per arrivare fino a Calvino e Pasolini, e di Ezra Pound, che è il poeta di cui questa sera il professor Bologna parlerà con più attenzione, ha curato l'opera intitolata Dante, pubblicata nel 2015. Perché noi abbiamo chiesto al professor Bologna di parlare di questo testo? In realtà forse lui non lo sa nemmeno, ma abbiamo, anzi o meglio, la professoressa Gabriella Airaldi, una medievista assai nota, ha proposto di avviare e organizzare una serie di conferenze su tema medievale, ma non nel modo nei termini consueti, ma in modi un po', come dire, diversi, ugualmente importanti, forse meno noti al grande pubblico, che peraltro viene coinvolto in questo periodo con numerose iniziative su questo argomento, e appunto in questo caso vediamo come Ezra Pound abbia eletto a proprio, tra virgolette, compagno di viaggio Riccardo di San Vittore, che costituisce, se ho ben inteso la letteratura su questo argomento, uno dei punti di riferimento anche teologici dell'opera di Dante, da Pound particolarmente indagata nella redazione dei Cantos. Grazie. Grazie. Intanto per aver colto pienamente al centro la questione. Sotto traccia ci sarà molto Dante. Ringrazio lei, come anche il professor Mario Pestarino, presidente dell'Accademia, che a tavola mi ha insegnato pochissimo, perché c'è stato appena il tempo di una battuta, ma vorrei approfondire sugli anfiossi, dico bene, questi piccoli sconosciuti animalini che hanno tanto da spartire con noi altri, con il DNA umano. Adesso me ne dovrei informare. Perché Riccardo di San Vittore nei Cantos di Pound e perché nell'Accademia Ligure? Era un'idea che era nata anche, come dire, in dialogo con Massimo Bacigalupo, che oggi non può essere qui perché ha impegni lontano da qui, dall'altra parte del mare, insomma. Però parlando un giorno insieme, dico, ma in fondo la presenza di questo quasi oscuro personaggio che conosciamo in pochi, segnalo fra l'altro che Miriam Khan ed io stiamo per pubblicare 2 volumi della Lorenzo Valla, che è proprio qui accanto, e che quindi avremo poi l'onore di ritrovare qui magari, uno con 2 opere non ancora mai tradotte in italiano e con il testo latino critico di Ugo di San Vittore, L'Arca della Mente e il libretto per costruire dentro di sé un'arca, una nave, l'arca della salvezza interiore. E il secondo volume sarà dedicato al De Contemplazione di Riccardo di San Vittore, che è uno dei libri fondamentali per Dante, come sa chi abbia letto non solo la commedia, cioè tutti noi, ma anche la lettera Can Grande, in cui Riccardo di San Vittore viene proprio per il De Contemplazione citato come una fonte fondamentale per capire il paradiso. Vi vorrei portare molto rapidamente sulle rive della Senna, a Parigi, molti secoli fa, XII secolo, primi decenni del 1100 dunque, dove si studiava filosofia e teologia come in nessun'altra parte al mondo. E in particolare
in particolare vi vorrei parlare di questo signore e dei suoi allievi, Ugo di San Vittore, appunto. Beh, non ci può essere la fotografia di Ugo di San Vittore, vi ho preso quindi un libro importante di Dominique Poirel che riassume il suo pensiero. A Sainte-Geneviève, a Saint-Germain-des-Prés, a Notre-Dame, insegnavano i migliori scolastici del tempo. Era il quartiere latino, quello che ancora oggi conserva il Collège de France, conserva la Sorbonne, cioè negli stessi luoghi, immaginate negli stessi spazi, a pochi passi da dove negli anni 30 e 50 del Novecento si riunivano Sartre, Camus, Man Ray, Queneau, Simone de Beauvoir, Breton e Picasso qualche decennio prima, proprio negli stessi luoghi non prendevano ancora il caffè perché non era ancora stato portato dall'America, ma insomma ragionavano di Dio e del modo che ha l'uomo per salire negli stati mentali fino su alla contemplazione divina, i Vittorini, appunto. Walter Benjamin ha parlato di civiltà della città, di città di sogno. Roma, Parigi, Atene sono città di sogno, evidentemente. Il fatto che a Parigi, quando voi andate nel quartiere latino, poggiamo tutti i piedi esattamente là dove li hanno appoggiati Ugo e Riccardo di San Vittore, dove li ha appoggiati Abelardo, Pietro Abelardo, uno dei più famosi filosofi di ogni tempo, che studiò dialettica con un famoso filosofo, Guglielmo di Champeau. Poi litigarono, come succede spesso all'università, tra accademici si fanno di quelle belle litigate, e allora Guillaume de Champeau se ne andò via, il maestro se ne andò via, perché Abelardo era piuttosto focoso e turbolento, insomma. E dopo questa chiacchieratissima disputa, Guillaume de Champeau si ritira nell'abbazia di Saint-Victor, San Vittore, sempre lì nel quartiere latino, a poche centinaia di metri. I Vittorini, come usiamo chiamarli, erano dei canonici regolari che seguivano la regola di Agostino di Ippona. E i suoi maestri, è inutile che io li citi perché tanto non li conosce nessuno, neanche io li conosco bene a fondo, Manegoldo di Lautenbach, Anselmo di Laon e Rossellino, maestro celebre su cui Cesare Cases ha scritto un famoso libro importante sul dibattito intorno al nominalismo. Che cosa avevano di così straordinario i Vittorini, soprattutto il maestro di tutti, Ugo? Ugo nasce in Sassonia, probabilmente un tedesco, verso il 1096, entra a Saint-Victor nel 1116, quindi ventenne, cioè giovanissimo, e diventa maestro, magister nel 25 e muore nel 1141, veramente molto molto giovane. Arrivano in tanti a Parigi per ascoltare Ugo di San Vittore, e in particolare uno scozzese di nome Riccardo, lo chiameremo da adesso Riccardo di San Vittore. Che succede? Mi dice come mai se io clicco non succede nulla? Ma è curioso. Sì. No, perché andava fino a poco. E vi basti per capire l'importanza di Riccardo sul tema della contemplazione. La sua idea di fondo è questa: la contemplazione è una forma di ascensione mentale, di ascesa interiore, una scala di stati della mente in cui l'uomo, con la concentrazione che si chiama via via in modi diversi, si crea una vera e propria fenomenologia dell'ascensione contemplativa, riesce a giungere fino all'estremo della scala della mente. E se voi pensate alla commedia di Dante, siamo esattamente in questa situazione. La commedia di Dante è una ascesa dopo la catabasi infernale, è un'ascesa via via lungo tutti gli stati mentali fino al più alto a cui l'uomo possa giungere. Bonaventura di Bagnorea, il magister, il generale dell'ordine francescano, uno dei due grandi maestri insieme con Tommaso d'Aquino di Dante,
maestri a cui lui si riferisce, e dice questo: Riccardo viene subito dopo Dionigi, cioè Dionigi l'Areopagita, in contemplazione, per quanto riguarda la contemplazione. Dunque è il maestro di questa arte della contemplazione. E Dante, collocando nel paradiso, siamo nel paradiso decimo, al verso 132 dice: Riccardo che a considerar fu più che viro, fu il più grande intelletto umano nella considerazione. Sarebbe molto bello avere tanto tempo per parlare della parola considerazione. Prendete sidera, le stelle. E la considerazione vuol dire quella contemplazione che si produce dentro di sé guardando il cielo stellato che ognuno di noi contiene al proprio interno, nell'interno della mente. È una grande allegoria, evidentemente, ma in questo Dante sceglie proprio Riccardo. Riccardo è il maestro che ci insegna a contemplare il cielo stellato dentro di noi. Vi ricorderete che Immanuel Kant, il primo grande filosofo della modernità, quando parlerà dell'etica, dirà che l'etica è il cielo stellato sopra di me e la morale nel profondo del mio cuore, ciò che sta dentro il mio cuore. La contemplazione non è un momento o una modalità di conoscenza, ma abbraccia tutta la gamma delle attività del pensiero, dalla più umile alla più elevata, perché secondo Riccardo, e riprende in questo Aristotele, ci sono tre facoltà interiori dell'anima: l'immaginazione, detta anche fantasia, capacità di creare fantasmi, cioè immagini mentali, la ragione e l'intelletto. Quando Dante, chiudendo la commedia, dice all'alta fantasia qui mancò possa, sta dicendo il punto più alto che io sono riuscito a raggiungere come uomo, non perché io non sia in grado, ma perché l'immaginazione umana non è in grado di giungere più in là, è l'alta fantasia. E questa alta fantasia prende forma da un'idea di Riccardo di San Vittore che è alta consideratio, appunto, cioè il momento in cui è salito alle stelle, all'amor che muove il sole e le altre stelle. Ecco, si potrebbe dire che giungere a questo stato estremo della contemplazione significa conquistare la consapevolezza di un significato ulteriore in cui sono depositati gli oggetti della conoscenza, che conduce infine verso l'esperienza più intima di un contatto con l'essenza divina del mondo, con la beatitudine, con quella che Maria Corti, con una splendida formula dedicata a Guido Cavalcanti e a Dante, definisce la felicità mentale, felicità della mente. Ecco, qualcosa del genere, io, se me lo permettete, la ritrovo nel ligurissimo Italo Calvino. E mi permetterete questa irruzione di un ligure di Ponente qui in Genova. Calvino non si occupa ovviamente di contemplazione, ma c'è qualcosa di interessante nella sua descrizione degli scopi della letteratura. Quello a cui io tendo, l'unica cosa che io vorrei poter insegnare è un nuovo modo di guardare, cioè di essere in mezzo al mondo. In fondo la letteratura non può insegnare altro. E questa frase è così importante per lui che la ripete in due lettere successive, in questa a Jean Val nel 60 e in un'altra a Mario Socrate, un ispanista importante e suo amico, nel 61. Sempre noi scriviamo di qualcosa che non sappiamo, scriviamo per rendere possibile al mondo non scritto di esprimerci attraverso di noi. Noi siamo soltanto una mediazione tra il mondo non scritto e il mondo che con il nostro sguardo diventa un mondo scritto. Per Calvino scrivere e descrivere il mondo significa almeno in parte trasformarlo. Lui che è amico e figlio anche di scienziati,
è che un letterato elegge la esattezza, con tanto di maiuscola, a valore di civiltà assoluto, associato alla leggerezza. Sono le categorie americane, quelle delle lezioni americane, che lui stava scrivendo nell'85 quando un ictus lo portò via. Esattezza e leggerezza sono due delle più importanti, visibilità, complessità, molteplicità, dice lui. Ebbene, in questo senso io credo che sia possibile anche accostare questa idea di una profonda capacità mentale di vedere l'invisibile e giungere là dove la mente umana non può giungere, come per esempio nelle affermazioni della fisica quantistica. Qui sto sfidando la separazione tra scienze e lettere, invadendo un territorio non mio, ma nell'ambito della realtà le cui condizioni sono formulate dalla teoria quantistica, le leggi naturali non conducono a una completa determinazione di ciò che accade nello spazio e nel tempo. L'accadere è piuttosto rimesso al gioco del caso. I fisici quantistici vi insegnano che un elettrone può trovarsi qui e sulla stella Vega nello stesso momento lo stesso elettrone. Io continuo a non capire, a dichiarare la mia incapacità di arrivare a questo, ma colgo che nella letteratura del primo Novecento, per esempio nel grandissimo Carlo Emilio Gadda, il principio di indeterminazione viene riprodotto quasi alla lettera. Procedere, conoscere e inserire alcunché nel reale e quindi deformare il reale. Questo è il principio di indeterminazione. Io non posso osservare con un fotone un elettrone, perché il fotone interferisce con il movimento dell'elettrone e quindi non ne posso determinare la velocità e la posizione. Anche Beckett, Samuel Beckett, in quegli anni dice the observer infects the observer with his own mobility. L'osservatore interferisce e quasi infetta l'osservato con la propria mobilità, con il fatto che lui stesso entra nell'atto conoscitivo. Dobbiamo andare veloci perché Riccardo di San Vittore ci aspetta molti secoli prima, ma il signor Palomar del 1983, in fondo voleva fare un omaggio a uno dei grandi liguri, ha deciso che la sua principale attività sarà guardare le cose dal di fuori. Ma come si fa a guardare lasciando da parte l'io? Ecco, mi sembra che questa sia, nelle posizioni assunte da Calvino, una delle posizioni più prossime all'idea di contemplazione, salire nel gradi di conoscenza lasciando da parte l'io. Di chi sono gli occhi che guardano? Non è anche lui un pezzo di mondo che sta guardando un altro pezzo di mondo? L'annullamento dell'ego, il superamento del rapporto di distanza tra ego e altro, e mondo appunto, è qui alla base. Non sta in realtà contemplando, dice ancora Calvino, il signor Palomar, perché per la contemplazione ci vuole un temperamento adatto. Ecco, è proprio quello di Riccardo di San Vittore, che invece è maestro di contemplazione. Ma vi ricorderete, il signor Palomar che cosa vuole contemplare? Un'onda. Un'onda che arriva, seguita da un'altra onda, nella sua grande complessità, coglierla, fermarla, descriverla, e l'unico momento in cui riesce a compiere questo gesto è quando muore, quando le onde della vita si fermano. Il signor Palomar non ha nulla in contrario rispetto alla contemplazione, tuttavia nessuna di queste condizioni si verifica per lui, non è un contemplativo. Ecco, è quasi incredibile che dopo tanti secoli, dopo Dante, nessuno più si ricorda di Riccardo di San Vittore, completamente scomparso. E qui interviene il nostro personaggio, Ezra Pound. Scusatemi, io non sono un grande elettore di immagini di buona definizione, quindi le immagini sono un poco sgranate, ma sono tre momenti della vita. Ezra Pound nasce nell'Idaho, in una remota provincia americana, ma è vissuto a lungo
come qualcuno dei presenti sa, a Rapallo. Rapallo è la sua patria italiana. A Rapallo vive con Olga Raj, la donna da cui ha una figlia. Speriamo che ci sia un Dio in alto dei cieli e che mi ascolti quando le auguro di vivere altri 100 anni, perché l'anno prossimo Mary de Rakewils, Mary Pound de Rakewils, compirà 100 anni, essendo nata nel 1925. La vedremo una donna di una bellezza assoluta, anche già molto vecchia, ma da giovane poi era incantevole, vedremo una foto. Ma che cosa vuole Pound? Vuole riscrivere il mondo, come ha fatto Dante d'altra parte, no? Con la commedia ha riscritto l'universo. E questo libro dell'universo, un caos assoluto, illeggibile, assolutamente intraducibile in apparenza, contiene il libro delle mutazioni, la Divina Commedia, l'Odissea, un'infinità di citazioni che vengono messi come frammenti a puntellare la crisi del mondo. These fragments I have shored against my ruins. Ho puntellato le rovine del mondo con i frammenti della cultura e della letteratura. È uno sterminato puzzle di brandelli verbali per far barriera contro quelle che lui stesso chiama le rovine della civiltà. Pound è anche l'ultimo dei trovatori provenzali che qua accanto in Provenza, ma anche qui a Genova, nel Medioevo, poco dopo Riccardo di San Vittore, facevano poesia in lingua doc. Lo stesso Ezra Pound studiò in America non solo Riccardo e Ugo di San Vittore, non solo molti mistici latini, ma i trovatori provenzali. Venne in Provenza molto giovane, molto presto, nel 1909, e scrisse su Arnaut Daniel, cioè su uno dei più importanti poeti provenzali del XII secolo. Ecco che cosa disse Arnaut Daniel. Per capirci, Arnaut Daniel è il personaggio a cui Dante dedica l'ultima parte del 26esimo canto del Purgatorio, quando Guido Guinizelli gli indica qualcuno e gli dice: questi ch'io ti cerno col dito è il miglior fabbro del parlar materno. E quando Thomas Stearns Eliot, uno dei grandissimi poeti del Novecento, amico intimo e in qualche modo anche allievo di Pound, pubblica nel 1922 The Wasteland, La terra desolata, la dedica a Ezra Pound, il miglior fabbro in italiano, il miglior fabbro, cioè colui che rappresenta oggi Arnaut Daniel di 10 secoli fa. Il trovatore provenzale che, dice Pound nel saggio del 1909, era molto abile nell'imitare gli uccelli, come nella poesia Autet, dove s'arresta in mezzo al suo canto e grida «Cadahus en sosus», come griderebbe un uccello, e rima accortamente sul grido, senza spazio in cui poter giocare con le parole, «Maspelus e stauc clus», e così negli altri versetti. E in Laura Amara, che è una delle più famose e celebri poesie di Arnaut Daniel, egli canta come gli uccelli in autunno, e qualche altro effetto simile è nella sua miglior poesia Douz Braz e Chris. Un poeta uccello, dunque, che canta esaltando l'accento della propria voce. Fernando Bandini, grande poeta del nostro tempo, anche in latino, ha vinto dopo Pascoli premi per poesia in latino. Lui era vicentino. Traduce: ognuno nel suo modo gorgheggia i suoi richiami e grida minacciando la chiusura della voce, nel silenzio totale. E stauc clus, resto chiuso in me stesso, traduce Bandini. Chi si chiude in realtà non è la voce, ma la parola, la lingua, che rimane chiusa nel trovare clus, cioè nella poesia che lo stesso Pound ha praticato. La poesia è difficile, chiusa, ermetica. Ecco, possiamo dire che Pound è l'ultimo dei poeti in trovar clus, 1000 anni dopo i poeti che hanno praticato in provenzale il trovar clus.
Pound nei cantos associa spesso il volo degli uccelli verso le regioni celesti, riprendendo l'immagine del trovatore in lingua doc Bernard de Ventadorn, e la riprende anche dal maestro mistico latino Riccardo di San Vittore. Bernard de Ventadorn compose una magnifica poesia che Pound cita molte volte a frammenti nei cantos. E questa poesia dice: Canvei la lauseta, sentite, ve la dico in provenzale perché è talmente dolce che si capisce come per un americano questa lingua suonasse sonora e slanciata verso l'alto. Canvei la lauseta quando vedo l'allodola, mover. Canvei la lauseta mover de gioi, di gioia, di felicità del cuore. Se sa salas contra il rai, muovere le sue ali verso il sole, che soblide slaissa chaser per la dousor carcori livai. Quando vedo l'allodola che si slancia verso il sole e poi si abbandona e si lascia cadere. E slaissa chaser è uno dei versi, o caser, variamente scritto, è uno dei versi fondamentali dei cantos di Pound, completamente costellati. E c'è un'altra occasione interessantissima che non è mai stata messa in luce sufficientemente, ma che Mary de Rachevils ha colto perfettamente, ed è questo. C'è un momento in cui Riccardo di San Vittore, in una sua operetta minore, sconosciuta anche agli specialisti, dice in avibus intellige spiritualia. Traduco: negli uccelli devi riconoscere le realtà spirituali. In animalibus exercitia corporalia. Un po' parafrasando, dagli altri animali imita gli esercizi del corpo. Vedete, in un libretto che si trovava solo nel Migne. Che cos'è il Migne? E non so se qui lo abbiate, ma è una collezione difficile da possedere perché è fatta da 380 volumi greci e latini, e il numero 196 di questa collezione latina contiene le opere di Riccardo di San Vittore. In prigione, Ezra Pound si fa portare, abbiamo documenti che lo attestano, il volume 196 del Migne, della Patrologia Latina. Ora, Pound viveva a Rapallo e venne arrestato a Rapallo, prima dai partigiani che poi lo portarono dagli americani. Lui stesso chiese di essere portato dagli americani, i quali lo trascinarono a Pisa, accanto a Pisa, in un Guantanamo, in una gabbia, una terribile gabbia, una gabbia al sole, 40 e più gradi di giorno e una lampada da 5.000 watt la notte. E in questa gabbia, di cui ancora oggi ci sono fotografie, Ezra Pound, senza libri, a memoria, un po' come Primo Levi, l'ebreo Primo Levi ad Auschwitz, ricordava a memoria Dante e lo traduceva per i suoi compagni di vita e di morte, in un modo non dissimile, il fascista Pound, il filo mussoliniano Pound, innamorato del Medioevo, di Dante, di Riccardo di San Vittore, a memoria, citando e traducendo nel suo inglese, che non è più un inglese, Giovanni Scoto Eriugena, traduttore dello pseudo Dionigi l'Areopagita, e Riccardo di San Vittore, compone i cosiddetti Pisan Cantos, i canti pisani, dal 74 all'84. Lui viene chiuso in gabbia nel maggio del 45 e compone i cantos fra il 46, cioè 45, e poi comincia a metterli per iscritto quando lo portano via da Pisa, lo riportano in America fino al 54. Compone i cantos 85 e 95 e li chiama rock drill, perforatrice di roccia. Pound, un po' genio e un po' folle, ha dei versi, dei titoli che vanno presi come tali, non si traducono.
Ma la cosa molto importante, Pound arriva in America e devono intentargli un processo. L'idea di condannarlo a morte per collaborazionismo con Mussolini e soprattutto per aver fatto delle cose che oggi non riusciamo a inghiottire. Ce l'abbiamo tutti ancora, noi che amiamo questo grande poeta, tutti qua sullo stomaco. Aver fatto dei discorsi da Radio Roma, che sono anche stati pubblicati in inglese e anche tradotti in italiano, da orripilare, da far drizzare i peli sulle braccia, sulla usura, sul fatto che vanno eliminati gli ebrei perché sono la fondazione dell'usura, una sua folle visione del mondo, la quale non va accettata evidentemente, va semplicemente capita o comunque accolta. È il suo modo di guardare il mondo. Se ne può parlare se vorrete dopo, anche se io non ho risposte da dare, ovviamente. Per il Natale del 1954 Ezra Pound spedisce in Italia a un giovane che ha 20 anni un libricino suo che diventerà poi la sezione Rock Drill. Questo giovane si chiama Vanni Scheiwiller e tra poco ne vedrete il viso. È figlio di Giovanni Scheiwiller, Giovanni il padre e Vanni il figlio, tra poco li vediamo. E Vanni ha 20 anni nel 54. Pound, che era dell'82, ne ha già 70. Fatichiamo quasi a capirli e a pensarli insieme, questo vecchio signore che ha collaborato con Mussolini, che è stato condannato, che per un filo si è salvato la pelle, è stato chiuso a St. Elizabeth, il manicomio criminale di Washington, per sempre. Poi interverranno Vanni Scheiwiller, Eliot, Eugenio Montale, tanti altri, Giorgio Caproni, tanti altri poeti di tutto il mondo e riusciranno a farlo uscire. Tornerà in Italia, qui a Genova, con credo Cristoforo Colombo, e non cambierà mai idea. Anzi, qualcuno lo ha anche fotografato mentre appena arrivato ripeteva il saluto fascista. Mary de Rakewitz nega che quello fosse un saluto fascista. Non dobbiamo addentrarci troppo in questa cosa, dobbiamo solo tenercela come un peso sullo stomaco. Ma quando ritorna qui in Italia, dove era stato catturato, dove era stato di fatto già condannato e poi mandato a morte, teoricamente in America, decide di non parlare più. Decide di chiudersi in un trovarclus solo mentale. E qua vi ho messo qualche bel bestiario medievale che ho scelto con uccellini particolarmente significativi per allentare un poco la cupezza di questo discorso. E guardate che meraviglia i bestiari in cui gli uccelli hanno un valore simbolico, allegorico e soprattutto il pellicano, che che è Cristo, cioè colui che offre il proprio petto ai piccoli perché lo mangino, lo divorino, ed è come Cristo che offre se stesso in salvezza del mondo. C'è un punto in cui out of heaviness where no mind moves at all, c'è un punto in cui la mente è completamente immobile e viene presa dal torpore, dalla pesantezza. La traduzione che vi sto dando è quella di Mary de Rakewitz. L'unica vera grande traduzione, anche Massimo Bacigalupo ha tradotto diversi cantos e commentati, ma la traduzione di Mary de Rakewitz completa, fatta per Mondadori Meridiani, ha un'intelligenza speciale perché lei aveva accesso ai documenti del padre e poteva anche conoscere le fasi preparatorie dei cantos. Guardate la seconda frase. Birds for the mind, said Ricardus. Beasts as to body for know-how. Traduce Mary de Rakewitz, attenzione,
spero che vi stupiate un poco, traduce Mary de Rakelitz, in avibus intellige spiritualia, disse Riccardo, in animalibus exercitia corporalia. Che cosa è successo? È successo che Mary de Rakelitz ha perfetta conoscenza che suo padre, lei è nata in Italia, ha vissuto a lungo qui, anche se è un'americana, è figlia di Olga Raj, la compagna di Pound, quindi una figlia naturale, diciamo illegittima, a cui però si deve una quantità di conoscenza di Pound immensa. Praticamente tutto ciò che sappiamo di Pound passa attraverso Mary de Rakelitz. E lei capisce che la fonte di Riccardo è stata nascosta da suo padre. Lei dice così: dai trovatori Pound, lo chiamava col cognome, Pound ha imparato a coprire le proprie tracce. E allora Mary va sulle tracce dei trovatori nascosti dal padre e trova non solo i trovatori, ma trova anche Riccardo di San Vittore. E allora ecco che la sua traduzione, questa è la splendida Mary de Rakelitz, oggi 99enne, nata nel 1925, ricordiamoci di farle tanti auguri, mi pare ad aprile o maggio dell'anno prossimo. Dal torpore dove la mente non si muove, in avibus intellige spiritualia, disse Riccardo, in animalibus exercitia corporalia. A destra c'è il castello dove Pound visse, dove Mary continua a vivere oggi con i libri di Pound. Insomma, nel volgere in italiano l'inglese di Pound, Births for the Mind, Mary de Rakelitz recupera il latino originale di Riccardo di San Vittore e ci permette di capire chi è quel Riccardus, che altrimenti galleggerebbe nel caos dei cantos insieme con tanti altri sconosciuti. Retrocede, lei dice lei stessa, alla fonte, come spesso fa in tutto il libro, restituendo il testo autentico nella edizione italiana. Dunque, se noi vogliamo capire esattamente il Pound che scrive i cantos, dobbiamo leggerlo nella pagina di destra in italiano, perché lì abbiamo il testo che Pound ha sotto gli occhi mentre scrive il canto numero 90. Dice Mary de Rakelitz: più i giri volgono verso il centro di sé e della sua tribù, e più Pound si imbozzola. Ma per chi riesce a rompere il guscio e a entrare in una ghianda di luce, un reggere la sfera di cristallo. E ancora, è necessario risalire insieme al testo alle fonti neoplatoniche, cioè quella corrente tardo-antica che parte con lo pseudo-Ionigi e poi con le sue traduzioni dal greco in latino, e poi ci sono nel tempo i grandi commentatori medievali, ma ripeto, la corrente neoplatonica è una delle basi fondanti del pensiero di Dante. Riccardo ammetteva l'importanza dell'oggetto fisico come veicolo alla contemplazione. Questo commento di Mary de Rakelitz è splendido. Ha capito perfettamente Riccardo attraverso suo padre, attraverso la poesia di suo padre. Cioè il mondo, l'oggetto, esiste come veicolo verso la contemplazione. Se poco fa vi ho citato quelle frasi di Italo Calvino, è perché ricorderete, il signor Palomar non vuole contemplare, vuole soltanto che il mondo possa scriversi e dichiararsi attraverso di noi. E in qualche modo, se potessi un giorno incontrare, molto tardi spero, il signor Calvino, gli direi che cosa voleva dire in quel punto. Esattamente questo, io penso. E in questa sghemba paradossale triangolazione, dunque, il testo inglese oscura il pensiero e la citazione originale, ed è bellissimo, affascinante scoprire come la lingua d'arrivo, la lingua italiana, non solo reintegri il succedersi degli strati e degli stati mentali che hanno generato la poesia, ma li riannodi
nel loro generarsi. Lo spirito è un volatile, è un uccello, dice in sostanza Riccardo, vola libero nello slancio della ricerca e il corpo richiede addestramento, esercizio, fatica. E tutti gli esercizi, chiamiamoli con il loro nome, esercizi spirituali, quando Ignazio di Loyola, qualche secolo dopo, scriverà gli esercizi spirituali, ha in mente, senza alcun dubbio, anche se lui è in origine un militare, ma ha studiato i classici del pensiero cristiano e conosce questi grandi mistici contemplativi, soprattutto Riccardo. Il 20 maggio 1954, dal manicomio criminale di Washington, Pound invia a Vanni Scheiviller questo documento a cui tengo moltissimo e anzi vi faccio un pochino aspettare qualche secondo per farvelo vedere, perché voglio fare un po' di gloria non solo a me ma a Lorenzo Fabiani, che spero mi stia in questo momento ascoltando da Roma, ottimo allievo che ha scritto su Ezra Pound delle cose bellissime, insieme con il quale abbiamo pubblicato il testo che lei, Maria Stella, ha voluto così gentilmente ricordare, il Dante di Ezra Pound nelle carte di Vanni Scheiviller. In sostanza mi ero messo in testa, leggendo in una conferenza di Vanni Scheiviller, il libro più bello io non l'ho ancora pubblicato, è pronto ed è il libro su Dante di Ezra Pound, contiene i saggi che Pound e io abbiamo scelto insieme da lui scritti. Ma questo libro non c'era e allora ho deciso di scoprirlo e questa avventura ci ha portato a questo, cioè alle bozze di stampa inedite che noi abbiamo pubblicato nel 2015 da Marsilio. Le bozze sono inedite ovviamente ancora e mi scanso perché lo possiate fotografare, perché è un pezzo davvero molto raro e vi immaginate l'emozione che ho provato quando ho chiamato Lorenzo dall'altro lato dell'archivio Apice. Lorenzo, l'ho trovato, è qua. Era un'idea che dovesse esistere questo libro e quell'idea si è concretizzata. E abbiamo ricostruito tutto il libro, perché per fortuna erano solo disordinate, ma c'erano tutte. E vedete qua, introduzione di Maria Corti, che non ha mai scritto Maria Corti, e abbiamo anche ricostruito come è andata la storia con Maria Corti nell'incontro a cena con Vanni Scheiviller. Chi vorrà leggere l'introduzione saprà cose bellissime. E la cosa più interessante ancora è il cambio di data, perché vedete qui è 1965, ma lui corregge 73. Vuol dire che per quasi 8 anni ha tenuto sul tavolo quelle bozze, non le ha mai stampate e nel 73 ancora corregge ma non le pubblica. Nel frattempo Pound è morto l'anno prima, è morto Giovanni Scheiviller, il padre di Pound, nel 65. Ma di Vanni, Giovanni, padre di Vanni, sì. Ma un altro documento molto bello abbiamo tirato fuori da quell'archivio. Immaginate un archivio, se ci siete stati in un archivio sapete la difficoltà, perché anche l'archivista non conosce i documenti che sono lì dentro, sono migliaia, migliaia, migliaia di fogli. E a un certo momento ho avuto la fortuna anche lì di trovarlo io, dico: Lorenzo, guarda cosa è venuto fuori. Ve la leggo perché da distante si vede molto molto male. Caro Vanni, grazie ai diversi piccoli libri, è un italiano molto sgrammaticato. Brancusi, il grande artista rumeno, lo scultore, è sempre stato difficilissimo per riproduzioni, irritato persino con Little Review, chissà. Dal lato pratico, mi pare che faresti bene di stampare un piccolo corso di studi danteschi, cioè dei precursori, lo vedete lassù in alto. Ezra Pound consiglia al giovane 20 anni Vanni Scheiviller di fare un piccolo corso su Dante e attenti, qua sul fianco, vedete che c'è battuto a macchina, ve lo faccio vedere meglio adesso, eccolo qua, Cursus Ezraticus.
un gioco di parole delizioso. Ezra Pound fa un cursus erraticus dell'erratico Pound, dell'erratico Ezra, Ezra l'eretico, e lo chiama cursus Ezraticus. Torniamo indietro a leggere. È scritto, come vedete, qui sul fianco a sinistra. Almeno 3 volumetti, fermiamoci su questo, il resto lo saltiamo. Almeno 3 volumetti necessari per lo studio serio su Dante. Vi segnalo che al momento la cultura dantesca si fondava sul saggio di Benedetto Croce, 1921, che diceva Dante è troppo poeta per essere filosofo e troppo filosofo per essere poeta. Pound è stato, oso dire, e lo ha confermato Maria Corti, il primo, già nel 1910, quando pubblica in America The Spirit of Romance, lo spirito romanzo, il primo a riconoscere la centrale importanza di Cavalcanti e Dante nella letteratura e nel pensiero della modernità, non solo del Medioevo. Per secoli Dante era stato praticamente abbandonato. Nel 6 e nel 700 ci sono 5 o 6 edizioni della commedia dantesca, mentre pullulano quelle di Petrarca. Poi d'improvviso l'Ottocento recupera la commedia, ma è solo con Giovanni Pascoli e con Ezra Pound, i quali entrambi riconoscono la centralità di Riccardo di San Vittore nel pensiero allegorico di Dante. Ed ecco allora, ristampa della traduzione delle Cerinide di Albertino Mussato. Chissà perché gli interessa le Cerinide di Albertino Mussato, un poemetto. Mussato fu laureato poeta prima di Petrarca, ma le Cerinide potete dimenticarvela. Mentre il secondo testo è Riccardo di San Vittore, che leggo, lui scrive leggo, e rilego adesso, molto importante. Lo sto leggendo e rileggendo nel 1954, chiuso nella prigione. Questo documento che abbiamo tirato fuori e stampato è la prima prova dell'interesse di Pound per questo medioevo fondativo della commedia di Dante. Cioè la cosa interessante è che lui è il primo a riconoscere come questo pensiero mistico sia necessario per riuscire ad arrivare su a leggere Dante. Dante ripieno di Erres Vic, no? Di Riccardo di San Vittore, e anch'io avendolo letto, ovvero il Beniamino Minor, dimentico dettagli ma pensiero mio permeato, che si tradurrebbe in italiano, anch'io oramai vado a memoria, ma il mio pensiero è stato permeato da Riccardo di San Vittore, come quello di Dante. È un'affermazione, direi, che ha un'importanza strategica per capire Dante e per capire Pound. Perché nei Cantos è così invece affogato questo nome, come abbiamo visto, Seid Ricardus, fine, solo questo, che questo cursus Ezraticus, vedete, si deve collegare, lui scrive collegere, si deve collegare il Beniamin Minor con 2 o 3 capitoli, e poi dice quali, del Beniamin Maior e Gradibus Caritatis. È troppo complicato spiegare adesso, ma sta facendo un piano per pubblicare le opere di Riccardo di San Vittore. E la cosa più interessante di tutte è che con questo suo occhio d'aquila, nel 1956, 2 anni dopo questa lettera e dopo la spedizione dei Cantos che aveva scritto in America, Pound pubblica, fate conto, questa mia agendina divisa a metà. Lo volevo portare perché ne posseggo una copia che mi ha regalato Lorenzo Fabiani. Rarissimo libro, infatti non l'ho portato perché non si rovinasse, si sta quasi decomponendo. In un libro che è la metà di questo, Pound raccoglie 21 pensieri sull'amore di Riccardo di San Vittore e li manda a Vanni Scheiviller. Qua avete i due, il papà e il figlio, vedete, giovanissimo, e qua una foto che io daterei al 58, forse qualche, non so, Massimo Bacigalupo ne saprebbe di più, ma i due
Pound a sinistra e il giovanissimo Vanni Sciaville che poteva avere 24 anni al tempo. Che cosa sono questi pensieri sull'amore di Riccardo di San Vittore? Sono una raccolta di 21 piccole frasi in cui Pound parla dello splendore del paradiso attraverso le scelte che compie, dei pensieri sull'amore di Riccardo e soprattutto sulla ascesa fino all'acme luminosa della mente, fino agli stati più alti della contemplazione. Quando arriva al canto 116, uno degli ultimi cantos, i frammenti del 117 e poi finisce, lui scrive: qui potrebbe finire il mio lavoro, ma si chiude su una luce davvero accecante, il canto 116. A little light, like a rushlight to let back the splendor. Un po' di luce, come un barlume, ci riconduca allo splendore. Quando già nel 1910 Ezra Pound, quindi moltissimi anni prima, mezzo secolo prima, Pound nel suo saggio diceva: la commedia è un viaggio dell'intelletto di Dante attraverso questi stati d'animo in cui gli uomini di ogni sorta e condizione permangono prima della loro morte, cioè gli uomini hanno degli stati d'animo, degli stati della mente. E Dante, l'intelletto di Dante, non è l'intelletto di Dante solo, ma è everyman, cioè ognuno, oppure umanità, per cui il viaggio diventa il simbolo della lotta dell'umanità nell'ascesa non solo della propria mente, ma fuori dell'ignoranza, su vero, scusate, qui apprezzerete che ho battuto a macchina tutti i testi a uno, verso la chiara luce della filosofia. Nel secondo di questi sensi, il viaggio e lo sviluppo mentale e spirituale di Dante, non vi è dubbio che Dante concepisse inferno, purgatorio e paradiso come degli stati e non come dei luoghi. Qualche tempo prima Riccardo di San Vittore aveva espresso questa tendenza. Lo aveva già scoperto e riconosciuto nel 1910, riesce a realizzarlo tra 1954 e 1956 dal manicomio criminale dove era condannato per salvargli la vita, e direi proprio che c'è un plesso, un nodo complicato, che però, dice ancora Mary de Rakewitz, mi piace moltissimo questa frase, veramente che il Signore le dia altri 100 anni, anche perché lei ha cercato finora invano di far eliminare dalla frase casa Pound la parola pound. Io stesso con Massimo Bacigalupo, immagino anche molti dei presenti, avranno firmato contro questa cosa, ma il tribunale poi ha deciso che no, che hanno diritto di conservare quel nome. Pound, dice Mary de Rakewitz, ha percorso per gradi, attenti perché lei non è una filologa, ma ha colto perfettamente, ha percorso per gradus, cioè salendo in un esercizio spirituale di scalino dopo scalino, actio, cogitatio, meditatio, contemplatio, cioè così Riccardo li chiamava, seguendo la figura radiante di Riccardo di San Vittori, felicem cui datum est dispersiones cordis in unum colligere. Felice colui a cui è concesso di raccogliere in unità tutto ciò che nel cuore si disperde. Una frase stupenda. Raccogliere in unità le dispersioni del cuore è la grande idea di Agostino nelle Confessioni, che è ripresa dagli agostiniani vittorini e che arriva fino a Ezra Pound e a Mary, sua figlia e sua interprete. Felice colui a cui è concesso di raccogliere in unità tutto ciò che nel cuore si disperde. Quindi conquistare la felicità non vuol dire soltanto volare verso l'alto, ma in primo luogo restituire integrità, unità, in unum, come dicevano i teologi medievali, le dispersiones cordis. Grazie, esattamente. Come gli sparsi frammenti dell'anima mia. Grazie, Daria. Sì,
esattamente, gli sparsa fragmenta anime di cui Petrarca parla nel Secretum Meum in dialogo con Agostino, appunto, esattamente. Ecco, i cantos in questo senso sono un esercizio spirituale, direi, che genera quella che Roberta de Monticelli, una filosofa molto capace, in un libro bellissimo che vi consiglio di cercare e leggere, un piccolo libro, si chiama L'allegria della mente in dialogo con Agostino, e lei appunto ci sottolinea questo, che è un percorso di felicità interiore, quello del andare contro le dispersioni dell'interiorità. Mai come nel nostro tempo siamo stati sollecitati alle dispersione cordis, non solo del cuore, ma della mente, degli occhi. E questi ragazzi che vediamo digitare sull'iPad, iPod, e gli chiediamo non vi disperdete, concentratevi, anche senza salire gli ultimi gradi della contemplazio. Basterebbe anche soltanto l'unitas della cogitazio. Ecco, c'è un'altra bellissima formula con cui vado verso la conclusione, parlando proprio di questa conquista di una felicità interiore. Ed è quello che Agostino chiamava internum gaudium, e i trovatori delle prime generazioni lo chiamavano joy d'amour. Quel joy, che è la joie francese, che loro traducevano, pronunciandolo male, al maschile, il joy d'amour, la felicità della pienezza in cui ci sentiamo uniti all'essere e uniti al nostro interno e all'esterno, in quell'oggetto che è il mondo, che diventa intermediario tra noi e la nostra conoscenza, e produce una felicità che Riccardo di San Vittore chiama in un passaggio molto bello iocunda littere fatuitas, la gioiosa follia della lettera. Ecco, mi piace molto che in una classe di lettere invitato da un'accademia che si chiama di Scienze e di Lettere si possa cantare la lode della fatuità, della non frivolezza, ma gioiosa follia, così ha tradotto molto bene uno specialista come Jean-Yves Tillet, il quale ha proprio detto questa joyeuse folie de la lettre sfiora l'ossimoro. Il est bien rare, me semble-t-il, que la fatuitas soit ainsi valorisée en contexte spirituel. È molto raro che uno spirituale parli della fatuità, della frivolezza, ma veramente qui è follia, semplicemente. Non si potrebbe richiamare proprio alla letteratura dei trovatori della lingua doc questa fatuità, questa gioia folle della letteratura, dell'arte, che i trovatori e Riccardo di San Vittore cantano, gli uni in provenzale, l'altro in latino e Ezra Pound in quel suo incredibile inglese. E poi fatemelo dire Baudelaire, Élévation, la terza delle Fleurs du Mal. Baudelaire non conosce Riccardo di San Vittore, ma senza dubbio ha letto a scuola i trovatori, che alla sua età incominciano a essere tradotti in francese. Les pensées comme des alouettes, i pensieri come delle allodole, Canveila lauseta mover, l'allodola, che è l'uccello simbolico perfetto dei trovatori. Les pensées comme des alouettes vers les cieux, le matin prennent un libre essor. Giorgio Caproni darà una splendida traduzione di questi versi di Baudelaire. L'immagine dei volatili come figura del pensiero, della contemplazione concentrata sull'interiorità che attraversa i cieli, attraversa anche i secoli, festosa e colma di gioie tra Riccardo e i trovatori e Pound. Ecco, mi pare che in questo senso il primo dei canti pisani, ecco scusate, non avevo pensato di farvi vedere queste frasi che ho appena citato, scusatemi. Questa è la citazione di Tillet sulla Iocunda littere fatuitas, la follia piena di gioia della letteratura. E quello è il verso di Baudelaire che qui vedete. Ecco,
canto pisano, il primo dei cantos pisani, il numero 74, tremendo, un canto in cui tutta l'angoscia, la disperazione di quest'uomo preso prigioniero e chiuso come un animale in gabbia, parla delle larks over the dead cells, le allodole sopra le celle della morte, le allodole, le stesse allodole, le Zalouette di Baudelaire, che lui conosce perfettamente a memoria. Eccole qua ancora una volta, vedete? Comme des alouettes, les pensées vanno verso il cielo. Larks, cioè le alouette, le allodole. E ancora frammenti di questo canto 74. Il triste pensier si volge ad Ussel. A Ventadour va il consire, il tempo rivolge. Questo è scritto da Pound così, in un misto di italiano provenzale. E ancora, in the light of light, in the virtù sunt lumina, said Eriugena Scotus. Omnia, all things that are light. Tutte le cose che sono luce. Ed è questo Giovanni Scoto Eriugena, e queste allodole ritornano sempre nel canto pisano 74, tra l'orrore per l'uccisione di Mussolini, il Sunt Lumina di Scoto Eriugena, dice a un certo punto: the states of mind are, gli stati della mente per me sono incomprensibili, siamo nel canto 76, non possono essere spiegati, e li ha analizzati il Magnus Contemplator, cioè Riccardo di San Vittore. Ecco, la conquista della felicità, vedete qui ancora queste due allodole in contrappunto. Sarà successo che la sera le allodole cantassero tra loro sulla gabbia, at sunset. Chi intenerisce, a sinistra la torre, cioè quella di Pisa, seen through a pair of breeches, vista attraverso un paio di pantaloni. Ma questi pantaloni sono quelli di Mussolini a Piazzale Loreto. Cioè lui in questo momento sta fondendo insieme la foto di Mussolini appeso a Piazzale Loreto con la torre, e chi intenerisce, era già l'ora che volge il disio ai naviganti e intenerisce il core, lo dì che han detto ai dolci amici addio. L'inizio dell'ottavo canto del Purgatorio. E in questa mistura incomprensibile, in questo cozzare l'uno nell'altro dei frammenti della storia, ecco che Pound cerca di trovare intenerimento, tenerezza. La felicità mentale si ottiene contrastando con la tranquillitas e la stabilitas, sono parole di Ugo e di Riccardo, una edificazione spirituale che l'arca della mente può consentire contro le fluttuazioni instancabili dell'interiorità, a cui Agostino e Ugo e Riccardo hanno dedicato pagine stupende. Proprio i marosi feroci dell'inquietudine che travolgono l'anima. E credo che non ci siano scrittori più attuali, più vicini al nostro tempo, un tempo che Baudelaire chiamò il gouffre amer, l'abisso, il profondo gorgo infernale. E non ci sono forse autori che di più possano parlarci del nostro tempo, delle nostre angosce. E chiudo con questa fotografia che almeno 3 persone o 4 dei presenti riconoscono, perché mi è stato spiegato che io sapevo solo che questa è la mamma di Mary, Olga Raj, questo è Giovanni Schaiville, lui è il grande Ezra, e questo è il giovane Vanni Schaiville, ma si trovano probabilmente dopo il 58 a Rapallo. E si trovano davanti a questa casa dove loro vissero, dove credo ci sia una targa oggi che lo ricorda. E la domanda del 74esimo canto, il primo dei Pisani, è terribile e bisogna per forza opporle un colpo d'ala della
leggerezza calviniana e della grande capacità contemplativa di Riccardo di San Vittore. In short, shall we look, scusate anche qui un errore, shall we look at deeper or this is the bottom? Traduce Mary. Insomma, il peggio ad avvenire o questo è il peggio? Quante volte al giorno ce lo domandiamo? La reazione non deve essere quella dell'abbandonarsi, disperazione del non c'è nulla da fare, ma forse rispondere così, in avibus, intellige spiritualia, eccetera, eccetera. Sono molto grato della vostra attenzione. Ho cercato di entrare in un'ora, massimo un'ora e qualche minuto, e però sono qui perché immagino qualcuno potrà essere anche giustamente scandalizzato che si sia tanto parlato di questo personaggio, addirittura ne ho parlato come del più grande poeta del Novecento, mia ferma convinzione, almeno insieme con Eliot, perché come si diceva poco fa, perché in fondo April is the cruelest month, cioè il verso di apertura di The Wasteland è stato scelto da Ezra Pound, e quando si vedono le bozze di stampa della terra guasta, non desolata ma guasta, come dice Dante, il paese guasto, il XIV dell'inferno, là si vede chiaramente la cancellatura di Pound e il suo appunto. Bisogna cominciare da qui, cancellare via tutte le 3 pagine di prima. Aprile è il più crudele dei mesi. Chi non ricorda questo incipit memorabile? Ebbene, in parte è anche dovuto a Pound, il miglior fabbro, così caro a Eliot, così terribilmente insopportabile, insostenibile per le sue scelte politiche, ma anche grande maestro di spiritualità, come spero un poco di avervi suggerito. Ringrazio il professor Bologna e chiedo ai presenti se hanno domande, curiosità, richieste di approfondimenti. Allora, personaggi non troppo noti, ho cercato di uscire di diversa notorietà, diciamo, ho cercato di provare in un'ora a farli un po' uscire dal gouffre amer dell'oblio. Rimane il punto che questo Riccardo di San Vittore, che è praticamente tutto dimenticato, per Pound è uno dei maestri di Dante, ed è impossibile studiare Dante senza ricorrere alla comprensione di questo Magnus contemplato. posso fare una domanda? Alcune. La prima è perché Pound, se ho capito bene, cela in un certo punto la sua fonte ispirativa, che invece diviene esplicita proprio per opera della figlia. Questa è la prima domanda. La seconda è una domanda che mi faccio da un po' da sempre. Com'è possibile che una rozzezza, chiamiamola così, rozzezza politica, non solo l'amore per Mussolini, ma a me ha colpito peculiarmente il suo antisemitismo che collega in maniera poi di fatto legata a degli stereotipi che le più recenti ricerche storiche stanno dimostrando non essere vere, quindi l'usura, gli ebrei come usurai. E allora a questo punto mi sono anche domandata, ma quali studi ha fatto Pound? Ha avuto forse, è una domanda da ignorante, chiedo scusa, ha fatto degli studi scolastici tra i primi, insomma, che ha fatto, nei quali si è incappato in una lettura dell'ebraismo e della comunità ebraica al mondo così negativa, elemento da cui non si è liberato e che quindi poi ha continuato a perseguire. Grazie Maria Stella Rolandi. Sì, c'è una... Sì, prego. Prego. Dire una cosa a lei. Ma non succede niente. No, ma non sono capace.
Non sono capace Così a sentiamo. usare questa cosa qua, no? La signora si è meravigliata del fatto che Pound avesse queste leggende o storie sul fatto che gli ebrei sono stati sempre degli usurai, ma d'altra parte gli ebrei hanno avuto a che fare con il denaro e sono stati i cristiani a farglielo fare, perché per i cristiani anticamente era peccato toccare il denaro e come per gli arabi fare il denaro con il denaro, solo gli ebrei. Io chiedo scusa, è vero fino a un certo punto, se lei è genovese saprà perfettamente che gli aristocrati... Allora, la storiografia genovese sulla Repubblica di Genova ha ormai ampiamente spiegato che i finanzieri genovesi, attraverso le lettere di cambio, giocando sulla diversità della piazza su cui esigere l'istituzione del capitale... No, signora. No, signore, è 5-600 e queste cose sono assolutamente studiate. Detto questo, però, non è il tema. Volevo solo dire che, a mio parere, è per certi aspetti quello dell'ebreo usuraio uno stereotipo. No, non c'è dubbio che sia uno stereotipo e che Pound lo faccia proprio in modo, se lo assuma in modo assolutamente irrazionale, irragionevole, non c'è alcun dubbio. Rispondere a questa domanda è, per me, l'ho detto prima di cominciare, impossibile. Ho provato a leggere, ho letto purtroppo questi discorsi da Radio Roma in inglese, diretti agli americani, perché smettessero subito la guerra, che sono infarciti di luoghi comuni, però purtroppo è infarcita ai luoghi comuni anche tutta la sedimentazione culturale dei cantos. Cioè, attraversando tutti i cantos, e mi spiace davvero tanto che non ci sia qui Massimo Bacigalupo, che i cantos li conosce forse a memoria, perché avrebbe potuto dire quanti materiali, i cantos pullulano soprattutto nella prima parte di materiali pseudostorici o storici, di tipo archivistico, di tipo economico, e sempre sono costellati da questa ossessione dell'usura. C'è un canto celebre, l'unico, il 75, no, sto sbagliando, il 65esimo, l'unico che a mia conoscenza sia stato registrato dalla viva voce di Pound, che parla dell'usura, parla solo della parola usura, e il canto dice, traduco a memoria così, con l'usura non ci sarebbe stato Piero della Francesca, con l'usura non ci sarebbe stata, fa l'elenco delle cose che l'usura ha cancellato o tentato di frenare nel tempo. È un'ossessione, diciamolo, un po' paranoica, senza alcun dubbio, cioè la struttura mentale è quella paranoide, diciamo, cioè che esista un complotto per eliminare l'arte e la bellezza dal mondo. E questo canto 65esimo, andatevelo a vedere perché, o a sentire, lo trovate online senza dubbio, è impressionante perché si capisce che lui è fissato su questa idea. L'usura di per sé, cioè il dar valore al denaro che aumenti nel tempo e moltiplichi la sua valenza, diciamo, cancella la possibilità nel mondo dello spazio per la bellezza. Ecco, la sua ossessione è questa. L'unica, diciamo, giustificazione che si possa trovare la trovo in questo canto, che infatti lui ha letto ad alta voce, però è di per sé talmente ingiustificata storicamente, perché appunto, signora, io non sono un economista ed è vero che il denaro non si tocca, eccetera, però che questo si leghi al fatto che... Sì, 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 antichissimo. Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Prima ancora, tutto il Medioevo, benissimo. Ma sa, la storia degli stereotipi è meravigliosa. Sì, sì, sì. Sì, sì, e questo è una delle spiegazioni del perché sia nato questo orribile, terribile, ossessivo cercare come dire, il colpevole della mancanza di bellezza nel mondo. È una delle cose più terrificanti che siano avvenute nella storia dell'uomo, questa. Mm. Dunque, Pound ha studiato filologia romanza in America
con Shepard, non ha mai, che io sappia, sì, lui ha studiato filologia romanza, italiano antico, provenzale e francese. E quando arriva in Europa fa un lungo tour nel sud della Francia e comincia a scrivere in provenzale, perché quella era la sua origine. Non ha mai, che io sappia, studiato economia, se non lungo gli anni No, no, della quale potesse essere passato. Questo non glielo so dire. Può darsi che sia successo, ma nei primi anni di cui non so. Quanto alla prima domanda, la risposta è nelle parole di Mary de Rachwitz. Dai trovatori, Pound ha imparato a coprire le proprie tracce, a nascondersi. È un trovatore, dice lei, sì, è trovadorico, cioè lui si nasconde, cancella le tracce come i trovatori tra loro si citavano, si richiamavano senza lasciar trapelare quale fosse l'autenticità. È una bella idea questa di Mary, e comunque che ci sia un'operazione di levigatura o comunque di cancellazione progressiva, di occultamento, è un dato di fatto. Si possono vedere anche delle fasi successive di scrittura, ma poi in quella lettera. Comunque, se mi permettete, scusate se torno indietro. No. Vado? Ecco, vi vorrei, pura vanità mia forse, ma questa lettera è molto importante. Questa lettera venuta fuori nell'archivio Apice è la prova più antica che abbiamo, non dell'interesse per Riccardo di San Vittore, ma del fatto che Vanni Scheiviller diventa il suo editore perché lui lo vuole e perché vuole mettere insieme le sue poesie insieme con un corso ezratico su Dante. Quindi ecco, vi faccio ancora vedere questo cursus ezraticus che quando lo leggemmo con Lorenzo Fabiani ci commovemmo e ridemmo un po' perché immaginatevi, vedete il cursus ezraticus è diviso nei punti 1, 2 e 3, dove il 2 è Riccardo di San Vittore. E insomma, devo dire, questa piccola lettera, non vi ho letto la conclusione, il nome di un editore si stabilisce pubblicando ignoti che si stabiliranno. Sta cercando di dire, pubblica degli sconosciuti e poi vedrai che si radicano e poi aggiunge, insomma, poi dice ciao, poi insomma saresti editore ancora fra 20 anni, lui che ne aveva 20, se incominci a pubblicare Riccardo di San Vittore e gli altri, vedrai che continuerai a fare l'editore. E è un bel augurio per il giovane ventenne Scheiviller, uno degli editori più raffinati, all'insegna del Pesce d'Oro, quei piccoli libri. Credo che oggi costi alcune migliaia di euro la prima edizione dei Rock Drills, cioè dei Cantos 85-95, prima edizione mondiale. Cioè voi immaginatevi questo giovinetto di 20 anni che riceve dal manicomio criminale di St. Elizabeth in America, da Washington, un pacchetto con dentro i dattiloscritti delle poesie che Pound gli chiede perché suo padre Giovanni gli aveva pubblicato qualcosa quando incominciò a stampare. E tutta l'editoria di Vanni Scheiviller, che è una delle più importanti d'Italia, specie per le cose di qualità, diciamo, si è rafforzata proprio anche con questa meravigliosa conoscenza. Sono molto grato per questa lunga paziente attenzione. Buona serata ancora.